Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, martedì 28 febbraio. RFI in una nota ha comunicato che per quanto riguarda la stazione di Chioggia sono stati individuati nuovi spazi che potranno essere adibiti a sala d'attesa, sala in questo momento assente. Ora si provvederà a fare opportune verifiche e valutazioni e verranno messi in funzione. Sembra quindi che gli appelli dell'utenza abbiano dato i loro frutti a vantaggio della città di Chioggia e dei nuovi servizi ferroviari che vedranno il via da settembre. Afferma Trasporti Chioggia che la città dovrà pretendere il miglioramento dei servizi ferroviari, ivi inclusi nuovi collegamenti diretti con Venezia e il resto della penisola. Come ricorda nella stessa nota RFI, la stazione è stata oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, quali la tinteggiatura del fabbricato, la sostituzione di infissi e di porte, la sistemazione della copertura del fabbricato stesso e della pensilina del binario 1, oltre che l'adeguamento dell'impianto di illuminazione. A breve termine nella stazione di Chioggia non sono previsti ulteriori investimenti che verranno però pianificati a medio termine. Ciao, siamo qui al negozio della Wind3 gestita da Sandrina e da Paola e vi segnaliamo una promozione veramente molto interessante della Wind3. Fino al 28 chi passa da un operatore virtuale alla Wind non spende soldi per quanto riguarda il passaggio della SIM e ha giga illimitati, quindi una cosa veramente interessante, minuti illimitati e anche 500 sms al mese. Io ogni tanto li uso onestamente, quindi 500 sms sono comodi e tutto quanto a 9,99 al mese, quindi affrettatevi perché il 28 arriva velocemente e quindi vi aspettiamo qui da Sandrina e Paola in Corso del Popolo. Ieri pomeriggio si è tenuta la tanto pubblicizzata manifestazione contro l'abbattimento degli alberi che si affacciano su Viale Padova, promossa da Energia Civica, Obiettivo Chioggia e il Comitato Parco degli Orti. Presenti un'ottantina di persone molto eterogenee appartenenti ai vari gruppi con l'intento di far cambiare idea all'amministrazione e far decidere di spostare la rotonda, ipotesi alquanto remota visto il punto in cui si trova il progetto. Proprio questo ha fatto supporre a qualcuno la strumentalizzazione del verde per ottenere qualche like con maggiore o minore peso politico. Chi lo ha supposto ha affermato che tale manifestazione avrebbe avuto senso in tempi congrui e che alla vigilia dell'abbattimento aveva il senso di una veglia funebre. Il Verde ha affermato è un tema che coinvolge le masse, alla cui tutela ci si può opporre solo a favore e mai contro. Il complesso che sta sorgendo conterà un supermercato che darà lavoro a una trentina di persone, ma sarà arricchito, si dice dietro le quinte, da una sessantina di alberi che non saranno maestosi come quelli che saranno tolti, ma non saranno neppure fuscelli. Nessuno ha ancora visto il progetto che sarà probabilmente presentato tra qualche tempo e ci si chiede come si può giudicare ciò che non si conosce. Il partito del no, a prescindere, conta sempre molti adepti, ma mettersi a gamba tesa contro qualsiasi progetto cercando di attirare consensi facendo leva sulle paure può scontrarsi con ciò che è necessario fare, anche se inviso. Negli anni la sensibilità è cambiata, soprattutto quella che gravita attorno all'ambiente, all'ecologia, al verde, ed è un bene che sia così, ma spesso si devono fare scelte necessarie. Enit ha scelto di affidare la promozione del Veneto in Olanda a una nota influencer, Anna Noshin, in modo da andare a colpire la fascia giovane della popolazione con le bellezze UNESCO della regione. Sembra che il risultato sia positivo e che il target giovane risponda dando soddisfazione. Si tratta di una risorsa in più nel campo della comunicazione, utilizzando i nuovi canali digitali. L'età media dei turisti è calata e a loro l'influencer Anna Noshin farà da ambasciatrice digitale del Veneto, raccontando al pubblico dei Paesi Bassi ed europeo tramite i social Padova con i suoi cicli pittorici dell'affresco, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e le Dolomiti. I giovani, ricorda il presidente di regione Luca Zaia,
migliaia sono ormai dei turisti nativi digitali e scelgono esperienze di viaggio esperienziali e coinvolgenti. I social con i loro influencer sono un canale importante da sfruttare con il giusto linguaggio e le tecniche corrette. Il Veneto, prima regione turistica d'Italia, può essere protagonista anche in questo, ha terminato il presidente Zaia. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Dalle 9:30 di ieri mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Lugo di Vicenza all'interno di un'azienda di produzione di imballaggi flessibili per i settori alimentare e farmaceutico a causa dello sversamento di oltre 200 litri di acetato di metile. Fortunatamente nessuna persona ha avuto necessità di cure e di intervento sanitario. I vigili del fuoco sono giunti sul luogo da Schio, Vicenza e successivamente da Mestre con il personale del nucleo nucleare, biologico, chimico e radiologico regionale. Gli sforzi sono stati coordinati dal funzionario di guardia, provvedendo alla chiusura della valvola a monte della flangia dove è avvenuta la perdita. Il prodotto sversato è caduto nelle apposite vasche di contenimento dell'impianto, nella parte all'aperto dell'azienda stessa. Sul posto anche il personale dell'ARPAV. Le operazioni si sono concluse con il travaso da parte del nucleo NBCR di Mestre della sostanza ancora presente nelle vasche dell'impianto. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ancora disagi per i residenti di Corte di Piave di Sacco a causa del protrarsi dei lavori per la sistemazione dell'alveo e delle sponde dello scolo Fiumicello. L'intervento messo in opera dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione è stato finanziato con i fondi ottenuti a causa della tempesta Vaia e prevede il rinforzo delle sponde mediante pali, lo scavo dell'alveo e la pulizia dei passaggi sotterranei dello stesso scolo. L'intervento, iniziato al termine del 2022, si prevede sarà concluso a fine marzo 2023. Il traffico sul tratto di strada interessato è a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, ma è anche rallentato dall'intersezione con la linea ferroviaria Mestre-Adria e ciò amplifica il disagio alla popolazione. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 28 febbraio, è la farmacia L'Adriatico in Viale Mediterraneo Sottomarina. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 €. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!